C'entro anch'io. C'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io, speciale C'era una volta. Fate una capatina al Museo della Civiltà Contadina a Meirano, che ci sta ospitando perché è ricchissimo e molto bello. E da qui vi raccontiamo, l'oggetto di oggi è il stamp del Boter, che insomma Federica è facile da tradurre, no? Non saprei. Stamp del Boter, lo stampino per il burro. Sì, che siridiado è. Tu lo sai fare il burro, te lo fai venire il Boter. No, latte, il famoso latte. Il famoso latte. Vabbè, comunque gli racconta. stampi di legno non sono della pianura, ma erano soprattutto usati dai Malghesi de Montagna. La produzione di burro, tra l'altro, non si fa per la vendita, non avveniva nella bassa bresciana, se non in cascine veramente specializzate per questo tipo di produzione. Il latte poi veniva raccolto dal menalat o dal latter, che passava con il carretto a ore fisse presso le varie stalle e lo consegnava a sua volta ai caseifici. Ma il burro non mancava mai. Le fornacine delle cascine, è vero, Sì. Facevano senso tanti attrezzi, le fa un burro spettacolare. Certo, andavano in stalla al mattino con un fiaschetti senso paio, mio che è il del vinello, un fiaschetti senso paio, le ritirava il latte fresco e lo sbattevano finché le particelle grasse del latte non diventavano Burro? fresco e giallo. In un bel burro giallo, e si metteva in questa formina. Sì. Era stamp del Boter. Va bene, adesso vediamo un po' gli amici in centro a Brescia che ne sanno di questi attrezzi di una volta. Ora qui a due passi da Piazza Loggia siamo in compagnia di Alessandro, Senti Alessandro, di dove sei? siciliano. E che fai qui a Brescia? Sono in vacanza. Che Dio ti benedica. Va bene, allora, il dialetto bresciano, insomma, non lo puoi ovviamente conoscere, ma magari dando un'occhiata a questa immagine potresti intuire di cosa si tratta. Arnesi, attrezzi utilizzati tanti anni fa dai nostri nonni nelle campagne, nelle cascine. Cos'è questo secondo te? Una fusta rosolata. No, cos'è? No, Questo di qua quando facevano la lana. È il fuso. Il fuso, sì. Il fuso. E secondo te in dialetto bresciano, è facile Ale, si dirà fus o rosolano? Fuse. Fus. Fuse. Sì, perché rosolano, lo sai, è praticamente invece l'uovo sbattuto, una sorta di zabaglione con zucchero, via, una cosa che ti dà energia, tu non hai bisogno. Vedi, ruotando questo pezzettino di legno cilindrico si torceva il filo che veniva poi avvolto sul fuso stesso. Grazie Ale. Grazie a voi, gentilissimo. Buon proseguimento. Buona giornata. Ma che era proprio denato ma da con siciliano. Vabbè, questo ho trovato, che devo fare? Federica, guarda un po' invece qui, guarda cosa ho in mano. Ho questo secchio di rame, ma questa è la casa. Sì, lo sapevo. Lo sapevo. Cos'è questo maestro d'alluminio? A che serve secondo te la casa, Federica? Per tirare seguita. Certo, per arrivare fino al fondo della ramina o caldera, e anche la caldaia, che veniva accesa in casa durante l'inverno. Perché mi guardi così? Ma perché sei intelligentissimo. Perché la stufa permetteva contemporaneamente di cuocere i cibi e anche essendo stufa, che faceva? Caldo, scaldare. Faceva caldo, esatto, l'ambiente. scaldava anche l'acqua, e l'acqua calda si poteva sprecare come si fa adesso o si utilizzava con parsimonia? Si utilizzava con molta cosa che si dovrebbe fare anche Brava, oggi. impara tu che stai sotto la doccia calda 3/4 d'ora, non va bene, mi raccomando. Vero. No, dai, veramente. No, assolutamente. Io sono velocissima. Anche lavarmi i denti, spengo l'acqua, sono bravissima. Poi da quando apri l'acqua, quando arriva sulla tua testa, passa qualche minuto perché Va bene, e sulla casa vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao, arrivederci. C'entro anch'io.